Ed eccoci pronti per il nostro consueto appuntamento con Solidarietà Veneto, Fondo Pensione, per parlare di quello che sta accadendo e parliamo del mese di ottobre, un mese di ottobre che ci ha riportato il sorriso. Dottor Stefan, abbiamo visto dei rendimenti interessanti, un sorriso che ritorna, anche se poi a novembre c'è stata qualche variazione, ma focalizziamoci sullo scorso ottobre. Sì, un saluto a tutti intanto, Mirko, e a tutti gli ascoltatori. Sì, ottobre è stato un mese positivo per quanto riguarda la finanza. Vogliamo dire, dopo un anno come questo, un mese chiaramente non cambia lo scenario. Avevamo già visto nel mese di luglio un forte rimbalzo. Diciamo così però che se luglio costituiva un'eccezione in senso assoluto rispetto all'andamento dei mesi precedenti, ecco che cominciano a maturare nella seconda parte dell'anno più periodi ecco, di ripresa che forse ci danno l'indicazione di una possibile svolta. Siamo ancora distanti dal poter dire che l'anno 2022 si chiuderà bene, anzi diciamo che il ritardo accumulato nella prima parte dell'anno è notevole e sicuramente ottobre ci aiuta a vedere una prospettiva migliore, non cambiando, e lo dico in modo trasparente e anche oggettivo, non cambiando lo scenario di fondo. C'è da dire che la ripresa osservata sia per quanto riguarda l'andamento dei titoli obbligazionari, sia soprattutto per quanto riguarda le borse, è anche proseguita all'inizio di novembre. Ora siamo ancora distanti dalla chiusura del mese di novembre, ma se questo trend si consolidasse e magari anche proseguisse nel mese di dicembre, come si usa dire con il solito rally di fine anno, potremmo probabilmente andare a chiudere il bilancio finanziario di questo 2022 con numeri meno pesanti di quelli che erano stati registrati alla fine di settembre, alla fine del terzo trimestre. Diciamo così che ci sono più fattori che stanno spingendo in questa direzione. Intanto, per quanto riguarda la questione conflitto, qualche segnale positivo dall'ultimo incontro, dall'ultimo G20 è giunto, con la posizione della Cina e la vicinanza con gli Stati Uniti. Soprattutto anche qualche segnale positivo è giunto dagli stessi Stati Uniti, dove l'inflazione ai primi di novembre si è riscontrata leggermente inferiore delle aspettative e questo è stato un segnale che ha fatto scendere i tassi di interesse, perché si è detto, bene, se l'inflazione non sarà elevata quanto gli operatori immaginavano, ecco che le banche centrali avranno meno necessità di frenare l'inflazione alzando i tassi e quindi è forse ipotizzabile il raggiungimento di un livello che magari proseguirà nel tempo. Questo naturalmente sarebbe di certo auspicabile. Tra le Quindi righe ho letto che sarà difficile recuperare quanto è stato lasciato per strada nel 2022, ma c'è questo moderato ottimismo, no? Anche per il periodo di tranquillità per quanto riguarda l'inflazione, nonostante le dichiarazioni della Fed che ha forse contribuito a rendere un po' più difficile la situazione ad inizio di questo mese. sì, beh, diciamo, ci sono anche dei fatti, quindi per la Fed parlano qualche volta i falchi e forse fanno anche bene, si fa fatica a entrare nelle loro dinamiche. Da un lato c'è chi dice, cari operatori finanziari, fate attenzione, non sarà più l'epoca del denaro facile, raccordate la vostra operatività su uno scenario un po' più equilibrato rispetto a quello che abbiamo visto negli anni passati e forse questo non fa neppure male, diciamo, una maggiore stabilità o casomai fa male nel breve, ma anche per un investitore di lungo periodo, qual è il fondo pensione? Badiamola bene. Un anno che va male si può gestire, ma sarebbe molto peggio avere a che fare con uno scenario come quello degli ultimi 5, 6, 7 anni fatto di tassi bassi, no? I tassi bassi è già quello un problema perché non portano all'interno del portafoglio a beneficio degli iscritti il rendimento. Ok, oggi paghiamo dazio con questo rialzo dei tassi, ma in prospettiva abbiamo davanti a noi una remunerazione maggiore del portafoglio e nell'aspettativa che l'inflazione rientri, perché se non rientra, caro Mirko, cari ascoltatori, il problema non è dei fondi pensione, il problema è della tenuta degli stati, delle Certo. economie, degli equilibri delle aziende, eccetera, eccetera. Ecco che in una prospettiva di questo tipo tu ti ritrovi magari
con una maggiore facilità di investire a rendimenti più in linea con le nostre aspettative, insomma. Cosa dovrebbe fare il governo per avere un mese di dicembre di quelli da ricordare, secondo lei, Stefano? No, guarda, non mi permetterò mai di dare indicazioni al governo, anche perché magari, sai com'è, le decisioni orientate al breve periodo rischiano poi di causarci danni nel lungo periodo. Quindi lasciamo naturalmente al governo fare il suo mestiere, lo sa di sicuro fare meglio di noi che ci occupiamo di fondi pensione. La nostra traiettoria è certamente quella del lungo periodo. Ecco, se vogliamo ragionare insieme alla governance degli stati rispetto al lungo periodo, credo che come fondo pensione i temi che più spesso ci vengono avanti sono quello della sostenibilità, sostenibilità ambientale ma anche energetica della nostra economia e della natalità, della demografia, che se da un lato vede a livello globale il mondo superare gli 8 miliardi di abitanti, quindi c'è un problema di numerosità, dall'altro l'Italia sta, come dire, è uno dei paesi che compensa in senso negativo questa crescita, ma con un'evidente situazione di criticità prospettica per l'economia del nostro paese. Quindi cosa direi al governo, non tanto per l'oggi sul domani, ma in prospettiva di avere a cuore il futuro dei giovani che vivono nel nostro paese, insomma, attraverso queste due chiavi di lettura. Molto chiaro. Sicuramente sarà uno dei temi importanti anche questo, che si tratterà in quella che è l'assemblea importante degli associati, che è prevista per domani, 23 novembre. Quali saranno comunque i temi che proporrà agli associati? Quali saranno le linee guida della prossima assemblea? Beh, diciamo che questa è un'assemblea che è stata riunita per eleggere un componente del Consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni di un altro componente, quindi una situazione, come dire, normale e ordinaria. Abbiamo tuttavia colto l'occasione di questa importante adunanza. Sapete, l'Assemblea di Solidarietà Veneto conta di 200 delegati, 100 in rappresentanza dei lavoratori e 100 in rappresentanza delle aziende. Quindi è un'occasione per fotografare insieme ai delegati stessi l'andamento dell'economia del territorio e anche per condividere qualche linea prospettica. È per questo che abbiamo coinvolto alcuni specialisti nell'ambito dell'energia, proprio tema chiave di queste settimane e non solo di queste settimane, e delle infrastrutture, per capire da un lato se i riflessi dell'andamento del mercato dell'energia sulla finanza potranno riverberarsi con la stessa forza di quest'anno anche nei mesi e negli anni a venire, per capire quali sono le possibili soluzioni, le possibili traiettorie che l'economia dovrà prendere per superare questa fase difficile, e soprattutto anche quale ruolo potranno avere proprio i fondi pensione, che sono investitori di lungo termine, e potrebbero anche contribuire, pensiamo all'Italia, al rinnovamento del sistema infrastrutturale in chiave di sostenibilità affinché l'economia fra 20 o 30 anni del nostro paese non sia dipendente come oggi dalle fonti energetiche, capendo bene che se qualcuno, come dire, ci chiude il rubinetto del gas, rischia di saltare tutto il sistema e non solo dal punto di vista strettamente economico, ma anche dal punto di vista sociale e quindi anche degli stessi diritti e della democrazia. Quindi abbiamo un serio lavoro da fare. Bene, con le risorse che i cittadini hanno messo da parte negli anni, anche nei fondi pensione, cosa vogliamo fare? Vogliamo investirle in borsa ciecamente senza tenere conto di questo? Oppure vogliamo anche prendere in considerazione il fatto che se non si cambia qualcosa siamo in un vicolo cieco? Ecco, parleremo di questo domani e speriamo di così cogliere qualche elemento utile da chi se ne intende anche più di noi, naturalmente. Tra l'altro, a margine dell'assemblea avete organizzato un convegno davvero interessante dalle 11 alle 13:30 presso Confindustria Venezia, Parco Scientifico, Tecnologie Vega. Si parla di nuova energia a risparmio. Sì, fondo pensione, ma che sia costruttore dell'Italia del futuro, dell'Italia che verrà. È proprio così, diciamo che Solidarietà Veneto da solo può poco, abbiamo 2 miliardi di patrimonio, però sapete oggi la legislazione consente ai fondi pensione di investire fino al 20% delle proprie risorse nei cosiddetti fondi alternativi, nella gestione diretta, quindi strumenti tipicamente orientati a lungo termine e dunque anche proprio al tema delle infrastrutture. Pensate un po' se l'intero sistema della previdenza complementare italiana dedicasse questa parte delle risorse a un obiettivo di questo tipo, probabilmente
queste risorse, assieme a quelle che vengono magari dal PNRR, che ricordiamoci sono risorse di debito, ecco, potrebbero contribuire a voltare pian piano pagina, insomma. Quindi investire sempre più in infrastrutture, il duplice scopo è lavorare per la previdenza che sia solida, ma costruire il futuro, raggiungere traguardi importanti che ci si possa godere quello che rimane della vita, no? Sì, mi è capitato di parlare magari in questi anni nei quali, come dire, il fondo pensione ha uno stile di gestione per certi versi noioso, proprio perché orientato a lungo termine e a iniziative di questo tipo. Ne abbiamo parlato con chi magari si era innamorato di forme di investimento più di moda, come potrebbero essere i Bitcoin, che non sono uno strumento finanziario nel quale il fondo pensione investe. Oggi ci troviamo di fronte, per dire, alla forte crisi di questa forma di investimento. Noi crediamo che si debba rimanere orientati alla sostanza, avendo ben chiaro l'obiettivo di lungo termine, senza rincorrere nel bene le sirene di chi dice che si sta arricchendo grazie a delle novità di questo tipo, ma anche nel male. Allora a questo punto i segni meno dell'anno 2022 sono un momento di passaggio che passerà purché vi sia la capacità di orientare gli investimenti a una formula che sappia costruire futuro. Nel titolo dell'evento, dare nuova energia al risparmio, abbiamo cercato più di condensare questi elementi in un unico titolo. Direi ben condensati. Senta, un argomento che mi piace, le economie occidentali, no? Che escono davvero malconce dalla pandemia, la fornitura, la carenza di materie prime è un terreno fertile per la speculazione che gonfia i prezzi dell'energia, che genera infrazione. L'efficacia della cura da cavallo della Fed, secondo lei, sarà sufficiente? Beh, non è solo la Fed, è molto la Fed, La ma poi BCE? anche la BCE, in generale le banche centrali. Diciamo che gli effetti collaterali li abbiamo visti tutti, perché stiamo parlando del rialzo dei tassi. Bisogna, credo, prendere questo momento in chiave costruttiva e mi collego a quanto avevo appena detto, ossia quando tu prendi una scottata impari probabilmente a stare più attento. Questa è una notevole scottata, quella del 2022. La speculazione sulle materie prime, come si dice, la finanza è cattiva, non doveva far salire i prezzi delle materie prime, però se non altro ci ha fatto capire quanto noi siamo dipendenti da questo fattore. E allora sapremo, grazie alle avvisaglie, alle sirene della cattiva finanza, far tesoro di questa debolezza e cambiare il nostro modo di fare economia in chiave di sostenibilità. Ecco, se riusciamo a prendere questa linea qua, allora i fatti di questo 2022 avranno avuto un senso. Se invece continueremo a focalizzarci a mo' di specchietto retrovisore sui danni avuti senza cercare di costruire una prospettiva per evitare altri danni simili, beh, saremo degli stolti, non avremo sicuramente colto l'esempio e ci accorgeremo, come ci è capitato di scrivere, che il valore del risparmio è effimero. Il risparmio, come dire, il valore del risparmio dipende dalle aspettative che ci vengono dal futuro. Dobbiamo creare aspettative credibili. Nuova energia al risparmio avrà qualificati relatore. Al tavolo ci sarà Alberto Clò, ci sarà Alberto Ponti e Eugenio De Blasio, dottor Stefano. Sì, beh, diciamo il professor Clò, esperto di economia dell'energia, viene da anche un'esperienza di governance dello Stato italiano a livello ministeriale, quindi aprirà un po' la discussione, focalizzando appunto il legame tra il tema dell'energia e il risparmio. Saranno poi con noi i rappresentanti di F2I e di Green Arrow, due delle SGR, attraverso le quali Solidarietà Veneto ha già avviato un percorso di investimento nelle infrastrutture, soprattutto focalizzando il tema della transizione energetica, e ci spiegheranno come attraverso le risorse di fondo pensione si possa contribuire al cambiamento della infrastruttura energetica del nostro paese, auspicabilmente anche creando un rendimento a beneficio di chi sceglie la previdenza complementare. Non mi resta che augurarle e augurarvi buon lavoro e ci risentiamo al prossimo appuntamento. Grazie Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Avvertenza messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da Codip. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.